Con mister Allegretti al termine di questa importantissima e bellissima vittoria della Clivense. Sì, vittoria sofferta, meritata, perché comunque abbiamo preparato una partita così. È chiaro che non siamo stati spettacolari, ma molto solidi. Abbiamo concesso un tiro il secondo tempo e un tiro il primo tempo è andato fuori, quindi comunque importante contro una squadra che ha il miglior attacco, perciò molto bene. Una squadra che era venuta qui per vendicare anche il risultato dell'andata, alla fine invece è un risultato esattamente uguale, questa volta grande rigore di Tobanelli, che però non è stata l'unica occasione perché ce ne sarebbero state altre con anche qualche decisione diciamo un po' discutibili. Sì, in effetti da dove eravamo noi, soprattutto quella su Richiello sembrava rigore, però come abbiamo sempre detto, preferiamo non lamentarci troppo. E abbiamo creato, secondo me, un paio di occasioni, la possibilità di fare gol, soprattutto con l'occasione di Florian sulla traversa, perciò se consideriamo, come ho detto, una partita difensiva dove poi si creano occasioni da gol così, magari non tantissime, ma eh, fondamentali per quello che dovevamo fare, siamo appunto felici. Quindi tre punti che valgono doppio quasi, vista appunto anche la classifica e che servono anche ad andare ancora più spinta per una partita adesso già mercoledì importante, un'altra partita, un'altra finale contro il Mestrino. Ma le partite importanti sono tutte. È chiaro che così come è successo all'andata dobbiamo goderci la vittoria come ce le godiamo tutte, però non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso all'andata di affrontare poi la partita successiva con leggerezza. Quindi stasera ci godiamo questa partita, da domani inizieremo a pensare al Mestrino perché le squadre dietro sono sempre lì. Il nostro obiettivo non cambia, perciò vogliamo continuare a gioire insieme ai nostri tifosi. E poi, adesso poi se me la tagliamo, se vuoi un commento su... ok. E poi anche una dedica speciale, giusto che facciamo al nostro magazziniere Armando. Sì, certo, questa è una cosa che ha turbato il gruppo, la società, perché l'importanza di Armando l'abbiamo sempre riconosciuta, è un nostro familiare, perciò siamo vicini alla sua famiglia, è in fase di miglioramento, mi è arrivato un messaggio proprio adesso, perciò noi speriamo che prima possibile possa venire fuori da questa situazione, intanto noi andiamo avanti pensando a lui.